Catania. Pioggia di milioni in via Plebiscito a Catania. È stato vinto in una tabaccheria della popolare e centralissima via di Catania il gratta e vinci milionario costato 20 euro e acquistato di fronte all'ospedale Vittorio Emanuele, che farà incassare al fortunato o ai fortunati ben 5 milioni di euro. Si tratta di una vincita record per la città di Catania, già baciata dalla fortuna nel 2008 in viale Mario Rapisardi. Furono vinti infatti 100 milioni di euro con il Superenalotto. Ma sentiamo i pareri di alcuni passanti. Ma questi erano i pareri dei passanti, no? No? 5 milioni di euro. A tu ci scippava di sta messa, ce la scappava. Poi buongiorno Peppe Nano infame. Ciao, buongiorno. Questo che è? Saluta. Jonathan 87. Ovviamente. Io non sono un tipo che tenta la fortuna, anche perché è tutto inutile. Si dà da mangiare solo allo Stato, invece scommetto solo con i miei colleghi. Io cama colazione, il caffè, una cena, dice. E tra l'altro per cose futili, no? Mentre scommetto con tutti gli ascoltatori di Alla Catalla una cena con una pizza con rucola che il nano infame non ci arriva a condurre fino a quest'estate. In che senso? Ma io non conduco, quindi non... Ah, picchio un anno prima io? No, secondo me picchi si spascia. Il 5 di gennaio, cosa che non faccio mai, mi sono comprato un gratta e vinci turista per sempre, quello, e ho trovato 2 scritte. Io ero straconvinta che dovevano essere 3 e l'ho strappato e l'ho buttato, dice. Ho buttato la fortuna. Ma come? Cioè, come si fa? Dai, non ci credo. Vabbè, mi scassasse de coppa giustizia se quel giorno leggevo la spiegazione oppure chiedevo a sto aveva i soldi e faceva bella vita. Comunque colgo l'occasione per fare tantissimi auguroni alla mia mammina che oggi compie 48 anni. Ti amo mammina, c'è ancora un affogato domani. Oh, senti, io ho sempre scommesso solo su me stessa, ma lui, quello, chi do yoga a tutte cose, cioè magari che saccio, magari a muccia, insomma io scommetto, sopra pulici, sì, vero dobratta che curano, chi lo scommette, no? Perché sente l'adrenalina, lui dice, una volta gliel'ho fatta sentire io l'adrenalina, ma buona però, guarda ci stava venendo un infarto e quella è stata l'unica scommessa che ho fatto e che ho vinto, smack, ciao grande Vicky. Alla Catalla. Si chiama Annalisa Scarrone, credo di cognome, o no? Sì. Si chiama Scarrone, io qui ho il pubblico oggi, oggi ci sono un sacco di amici, volete presentarvi gridando al mio 3 il vostro nome tutti insieme? Apri questo microfono giallo per favore, ognuno al mio 3 gridi il proprio nome, 1, 2, 3. Elvira! Hai capito chi c'è? C'è Elvira, Pippo. Elvira si è sentito che c'ha la voce Sì. che sghida, capito? Lei è acuta. E poi anche la fidanzata di Tony Etna, manomette le cose in modo che lei sia sempre più visibile, che si sente più meglio, fa le riprese dei backstage e ci metta Elvira Unighe, capito? Anche quando non c'è ci mette Elvira, ormai è innamorato cotto, si chiama Tony Etna, quindi non è che è cotto, ormai è arso totale, che sennò che Tony Etna è. Vuole guardare davanti quando saluto allora c'è Pippo 89 un do mezzo Carusi che veramente ci tagliano capito con frisbee. Cioè, va bene, c'è la stavo lo frisbee da fronte ci dice bella una riga proprio precisa. Poi c'è Mario. Ciao Mario, come stai? Mario è sempre più, che ne so, io è scuro, neuringiolo, no? Vedi com'è? Sì. È sempre più, che te posso dire, il marsigliese. Pare che non do film che ci fanno fare sempre il marsigliese, no? Chi lo streuso. Poi accanto c'è l'amico, non ricordo il nome, com'è? Giuseppe come me, scupa. Angelo Lopresti dice ciao, no questo l'ho già letto. Rosalba, la nostra bomboniera, buondì ragazzi, io personalmente non ho l'abitudine di giocare o comprare biglietti del tipo gratta e vinci o roba del genere, ma nonostante ciò mi è capitato 2 o 3 volte di farlo. Una volta perché una tipa strana incontrata a Catania mi fermò dandomi 3 numeri. Li ho giocati e ho vinto 300.000 lire e poi qualche anno fa una persona mi suggerì di comprare un gratta e vinci, l'ho comprato ed ho vinto 100 euro. Mio marito invece gioca sempre il Superenalotto e ogni settimana fermandosi all'autogrill compra un gratta e vinci ma non ha mai vinto. DJ Comis, dove ci sto tu soldato? Hai fatto il militare? No, non l'ho fatto. Perché ridi? Non l'ho fatto, sono dell'87, non l'ho fatto. Ah, certo. C'è quel fatto. Non dovosero. No, ma che c'entra? Non è che non hanno avuto da quando anni in poi non si fa più. Dall'86 credo. Dall'86 o 87, non mi ricordo. Perché hanno capito che dall'86 in poi non me ne storo buone. Non me ne storo buone. Si chiede dall'86 in poi non mi sono buone, li chiamiamo. Hai capito? Pronto? Pronto, sono Domenico. Ciao Domenico, da dove ascolti? Da Catania. Da Catania, sei pronto? Sì. Vado? Ma è un po' difficile, sai? Te la ripeto. Panno sopra panno, pensettare chisto ci vuole un anno. Che cosa sarà, Ma... Hai 3 secondi. 2,
1 ti arrendi. Vabbè, sarà per la prossima. Grazie Domenico, ciao. Ciao. Poi dicono che fanno il Papa Nero, ma mi spiegate perché com'è i travagli che non vogliono più fare ci vanno fare i niuri. Cristian. Questo è bellissimo. Che cos'è panno sopra panno? Dai. Peppe, ma un aiutino qualcosa? Beh, un aiutino è un prodotto della terra, è una cosa come ieri era il pomodoro, oggi abbiamo un altro prodotto. E dai, panno sopra panno, 3. pannocchia. Cosa? La pannocchia. Vediamo, aspetta, vediamo la pannocchia. E non si dice una rasata, Luigi. C'è staccare la funzione perché tu è come la spina triccia come. Ma no, ma io devo mangiare rilassato, tranquillo, no? Che capre mura che devo tornare in Se onda. mangia non può effettuare un'altra operazione perché lo so ci non glielo consente, per cui che cosa fa? Dovendo mangiare ci stacca altre funzioni, quindi quando mangia o non ci vire o è suddo o è babbarecco, è così, capito? Panno sopra panno, pensettare chi sto ci vuole un anno, che cos'è? Il vino novello. Non è il vino novello, niente, mi dispiace ma dobbiamo già salutarti. Ciao Sergio, mi raccomando, ritenta. Va bene, che posso. Ciao Ciao, Benno. ciao, alla canale a tutti. Ciao. Abbiamo l'altro? Pronto? Chi sei? Ah, ce n'è un altro dopo, perché? Che è successo? Ah, ci sta parlando ora? Ah, non ti risponde. Ancora squilla, quindi... Ancora squilla, sì. ma tu non te ne eri preparato 2 però? No, perché non mi rispondono, per questo ho non ti fatto questo rispondono, annuncio per perché dire sei un cannarozzone. rispondete al telefono. E vabbè, tu passa a quello dopo, abbiamo una lista infinita. Sì, ma non mi rispondono. È perché in questo momento vanno a prendere i bambini a scuola, c'è qualcuno che guida, hai capito? Guarda, Non lo facciamo in diretta, apposta. ce l'abbiamo qua. Ce l'abbiamo? Aspetta, Mandalo in onda, vediamo chi è. Pronto? Pronto, chi sei? Pronto? Ma non si sente. Ah, eccolo, sì, chi sei? Ciao. Ciao. Con chi parliamo? Ciao, sono Giussi. Ciao, Giussi. Ciao Peppe, sono Giussi. Da dove ci ascolti? Santa Tecla. Beh, è lontano, perché sto e tuci. Tanto era la cipolla, perché è un modo di vestirsi, lo sapevi Gianfranco? Anche oggi io l'avevo indovinato. Hai visto? Ecco, io mi vesto a cipolla, significa che magari esco perché c'è freddo, poi ho paura che dove vado ci sarà caldo, allora mi levo magari il primo velo, Esatto. capito? Il primo panno, poi mi levo la giacca, poi mi levo quello perché mi vesto a cipolla, cioè un velo sopra strati. l'altro. Messaggio promozionale. Ed eccolo qua l'ultimo sponsor per oggi, CT Glass. In questo momento voi sicuramente siete in automobile, se davanti a voi Giovanni come mangiare una cipollino, sai, vero? T'ho visto. Allora, Parlavamo di cipolla. più tardi vado. Passai da banne e c'era una cipollina che mi taleava, capito? Sì, ti Mi diceva, guardavo "Sono e- qua, ciao, vieni, avvicinati, incognati." E torniamo domani? A Alla domani, Catalla! ciao! Alla Catalla! Caruso, è finito il programma e il signor Castiglia non mi fece ingannare. Alla Catalla.